4 milioni di euro saranno stanziati dal governo Musumeci per affrontare l'erosione della fascia costiera sulla strada statale 640, con interventi a protezione del tratto di costa che collega Porto Empedocle ad Agrigento, ripristinando completamente la stabilità dell'area e del manto stradale. A documentare la gravissima situazione era stata nei mesi scorsi l'associazione Mare Amico guidata da Claudio Lombardo. Dagli incontri avuti negli uffici della struttura commissariale, parte della responsabilità del fenomeno erosivo è legato al sistema di raccolta delle acque che scivolano giù dalla strada statale, provocando un effetto cascata capace di scavare la roccia ed innescare altre evidenti infiltrazioni. Già la prossima settimana il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, guidato da Calogero Foti, conferirà l'incarico ai professionisti che avranno il compito di redigere il progetto anti-erosione, già inserito in tempi rapidissimi nel piano di interventi numero 558. Ed il presidente della regione Nello Musumeci dichiara in una nota stampa: stiamo facendo senza indugi la nostra parte, augurandoci che anche da parte dell'ANAS ci sia la stessa celerità. Sono circa 3 i chilometri all'uscita della galleria Caos tra Agrigento e Porto Empedocle, dove fortissima è l'erosione giunta a ridosso del manto stradale. Previsto nelle prossime settimane nuovo vertice tra ANAS e Regione, coordinato dal soggetto attuatore dell'ufficio sul dissesto idrogeologico. Sarà necessario che l'ANAS realizzi una trincea drenante sulla piattaforma stradale per una lunghezza di circa 400 metri, in modo da poter intercettare, canalizzare e far confluire le acque in una vasca di raccolta. Il progetto dovrà essere pronto entro giugno per consentire la convocazione di una conferenza di servizi che servirà a rilasciare le autorizzazioni necessarie per i lavori che potrebbero essere ultimati entro la fine dell'estate prossima.